Buonasera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Proseguono senza sosta a Favara le ricerche di Marianna Bello, la donna dispersa durante il nubifragio di ieri. Dopo una scarpa è stata ritrovata anche la sua borsetta. La magistratura valuta l'apertura di un'inchiesta. Si fermerà anche la Sicilia a partire dalle 9:30 di domani nello sciopero generale lanciato dalla CGIL a sostegno di Gaza, l'ordine dei medici, degli avvocati, i musicisti del Teatro Massimo di Palermo tra le prime adesioni ufficiali. Manifestazioni e cortei nelle principali città dell'isola. Per il garante la protesta è illegittima per mancanza di preavviso. Inchiesta 12 apostoli. Nel processo al sedicente Santone Pietro Capuana la difesa ricorre alla Corte europea dei diritti dell'uomo rilevando mancanza di giudizio imparziale. La procura di Catania aveva chiesto 16 anni di carcere. La mafia spara meno ma corrompe di più. Torna nell'Agrigentino la commissione regionale antimafia. Tappa questa mattina nel capoluogo in prefettura. Catania, dopo i lavori di riqualificazione, riapre al pubblico Parco Gioeni, fontane, alberi e un paesaggio mozzafiato. Scalerà l'Empire State Building, il famoso grattacielo di New York. È un 77enne di Taormina, l'abbiamo seguito in uno dei suoi allenamenti. Calcio, passa dal Siracusa il riscatto del Catania dopo 3 pareggi consecutivi. Caturano ed Ausilio pronti a scendere in campo. Serie B, il Palermo punta allo Spezia per ritrovare la vittoria che manca da 2 giornate. Inzaghi dovrà fare a meno di Ceccaroni, squalificato. Ben trovati, andiamo subito a Favara. Ci sono nuovi sviluppi nelle ricerche di Marianna Bello, la donna di 38 anni che risulta dispersa da ieri durante il terribile nubifragio che ha colpito il comune dell'Agrigentino. Era stata trovata appunto una traccia di lei, una scarpa, adesso si è ritrovata la borsa, ma purtroppo la donna ancora non si trova. Sentiamo Davide Sarto. Proseguono senza sosta le ricerche di Marianna Bello, la 38enne di Favara, travolta mercoledì scorso dalla furia dell'acqua. Dopo una scarpa è stata ritrovata la sua borsetta. All'interno anche la foto di uno dei 3 figlioletti. Il ritrovamento è avvenuto in aperta campagna, nel vallone che porta al depuratore, dove Vigili del Fuoco e la Protezione Civile stanno concentrando gli sforzi. I mezzi di soccorso si sono spostati a valle prima dell'area del depuratore. Con ruspe ed escavatori vengono rimossi il fango e l'acqua rimasta intrappolata tra i canneti per cercare ogni possibile traccia della donna. A Favara sono arrivati il prefetto Agrigento Salvatore Caccamo, il questore Tommaso Palumbo ed il procuratore Giovanni Di Leo per un sopralluogo nei luoghi dell'allagamento e al collettore di Piazza della Libertà, dove Marianna sarebbe stata trascinata dalla corrente. Il sindaco Antonio Palumbo ha disposto la sospensione dei turni idrici per agevolare le ricerche e ridurre il livello dell'acqua nelle condotte. Intanto emergono nuovi interrogativi. 2 grate del collettore di Piazza della Libertà erano aperte prima del nubifragio. La magistratura valuta ora la possibilità di aprire un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità e capire come una pioggia di poche ore abbia potuto trasformarsi in una tragedia. E adesso cambiamo pagina, domani sarà sciopero generale a partire dalle 9:30, uno sciopero a sostegno della missione umanitaria Flottiglia, ma in generale per il popolo di Gaza. Lo sciopero è stato lanciato dalla CGIL e la Sicilia aderirà con moltissime manifestazioni. Ci fa il punto Lorena Dolci. L'ordine dei medici, degli avvocati, i musicisti della Fossa e del Teatro Massimo di Palermo sono fra le prime adesioni ufficiali allo sciopero generale lanciato dalla CGIL a sostegno del popolo palestinese. Domani a partire dalle 9:30 si ferma anche la Sicilia. Manifestazioni nelle principali città dell'isola. A Catania il corteo si snoda dal porto al Castello Ursino. L'aggressione alla missione di Global Sumud Flotilla, che puntava all'apertura di un varco umanitario, dice il segretario generale della CGIL Sicilia,
Sicilia, Alfio Mannino, è un fatto di inaudita gravità. C'è un popolo che dice basta e chiede tutte le azioni possibili per fermare il massacro a Gaza. Il PD sarà in prima fila mentre sono già iniziati presidi e occupazioni negli istituti scolastici. Stasera ospedali e policlinici ricordano i 1677 operatori sanitari uccisi a Gaza con un flash mob alle 21, durante il quale saranno letti i loro nomi a staffetta fra tutte le regioni. Tanti gli artisti che ci hanno messo la faccia, come la cantantessa siciliana Carmen Consoli che dice: partirei ora per Gaza con la mia barca, sottoscrivo l'appello di Elisa, fate presto, la gente muore. Questa mattina sulle scalinate del Teatro Massimo c'è stato il flash mob per Gaza da parte di alcuni studenti palermitani. La notte scorsa invece momenti di tensione a Palermo al Teatro Massimo, urla, spintoni, qualche manganellata. Una ragazza ha riportato una ferita alla testa e un altro giovane è stato colpito. E intanto la Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo appunto lo sciopero generale proclamato per domani, 3 ottobre, e si dice in violazione dell'obbligo legale di preavviso previsto dalla legge. L'autorità ha quindi inviato un'indicazione immediata alle organizzazioni sindacali, ricordando che il mancato adeguamento comporta tra l'altro l'apertura di un procedimento di valutazione del comportamento. Adesso cambiamo completamente argomento e parliamo di quella che è stata quello che è stato un processo molto dibattuto legato all'operazione 12 Apostoli. Il processo attende a questo punto quello che poi sarà il pronunciamento rispetto alla richiesta della Procura di 16 anni nei confronti di Pietro Capuana, il sedicente Santone, che lo ricordiamo è accusato di abusi sessuali. Adesso la difesa comunica di fare ricorso alla Corte europea per i diritti umani. Sentiamo Luca Ciliberti. Tutto nasce da un post su Facebook del giudice Santino Mirabella che conterrebbe presunte dichiarazioni pregiudizievoli nei confronti dell'imputato. Il processo in questione è quello che coinvolge il cosiddetto Santone Pietro Capuana nel procedimento 12 Apostoli. Capuana era considerato il capo della comunità religiosa di Lavina ad Aci Bonaccorsi in provincia di Catania, autoproclamatosi reincarnazione dell'Arcangelo Gabriele. È accusato di abusi sessuali su numerose ragazze, anche minorenni. Lui invece sosteneva di compiere atti purificatori. La difesa di Pietro Capuana ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il legale denuncia gravi violazioni dei diritti fondamentali e la mancanza di un giudizio realmente imparziale. I fatti della vicenda cosiddetta 12 Apostoli, di cui vi è il processo a Catania, verranno quindi valutati anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sotto il profilo non indiziario, ma della legittimità del Presidente del Collegio a poter presiedere il collegio del processo dopo le sue dichiarazioni e a seguito delle stesse, dove prendeva una posizione assolutamente contraria a quelli che erano i principi cristiani, quelli dei soggetti che frequentano la Chiesa, che vanno a messe e quant'altro. Secondo l'avvocato Mario Brancato, il procedimento ha mostrato fin dall'inizio profonde criticità. Per questo chiede che sia ristabilito ciò che la Costituzione e le convenzioni internazionali garantiscono, la presunzione di innocenza e il diritto a una difesa piena. La Procura di Catania ha chiesto la condanna del Santone Pietro Capuana a 16 anni di carcere. Ha chiesto altresì la condanna di 6 presunti fiancheggiatrici a 15 anni di carcere. Imponente operazione antidroga tra Palermo, Bagheria e Termini Imerese, smantellata una banda di narcotrafficanti. Ci sono stati 10 arresti. Manlio Viola. Una vera e propria organizzazione criminale gestita da un trentenne di Bagheria che si procurava la droga, teneva i contatti con i fornitori, assumeva corrieri e spacciatori e li stipendiava come avverrebbe in una qualsiasi attività lecita. Era lui personalmente poi a gestire il territorio, allontanando dalla sua zona gli spacciatori che non facevano capo della sua organizzazione. Fra ottobre del 2022 e giugno del 2023 i carabinieri hanno seguito le attività dell'organizzazione, intercettato le operazioni e effettuato sequestri casuali agli spacciatori. Ora, a distanza di 2 anni, scattano gli ordini di custodia cautelare. Le manette sono state strette ai polsi del capo dell'organizzazione, di 3 dei suoi corrieri e di 4 spacciatori. Per altri 2 arrestati nel frattempo è arrivato in carcere il provvedimento che riguarda l'associazione a delinquere. Indagate a piede libero altre 8 persone per le quali il GIP non ha firmato i provvedimenti di custodia cautelare. Durante l'operazione i carabinieri hanno provveduto a 4 perquisizioni per acquisire materiale da taglio, libri mastro, sostanze stupefacenti. Per
una persona è poi scattato l'arresto in flagranza di reato perché trovato in possesso di 22 grammi di crack e oltre 2.200 euro in contanti. Sotto sequestro anche un orologio di lusso e l'auto del presunto spacciatore. La Commissione regionale antimafia torna nell'Agrigentino, tappa questa mattina nel capoluogo in prefettura. La mafia spara meno ma corrompe di più, è quanto emerso e quanto dichiarato dal presidente della Commissione Antonello Cracolici. Davide Sardo. 2 anni dopo la tappa di Favara, la Commissione regionale antimafia torna ad Agrigento e il quadro che emerge è chiaro. Questo resta un territorio strategico per le organizzazioni criminali. Dall'ascolto di forze dell'ordine e magistrati viene fuori una mafia che cambia volto. Oggi spara meno ma corrompe di più. Un sistema che tenta di infiltrarsi nell'economia, negli appalti, nelle attività agricole con imprenditori che spesso non hanno precedenti ma fanno da copertura agli affari delle cosche. Agrigento è un territorio importante per le organizzazioni criminali. Abbiamo appreso ad esempio l'uso di armi da guerra, non più il possesso, ma sono state usate recentemente nel territorio dell'Agrigentino, in particolare a Porta Empedocle, ad Agrigento città, a Villa Seta, l'utilizzo di Kalashnikov con un'ingente quantità di proiettili da sparo utilizzati. E le armi costituiscono un sintomo, un segnale di un tentativo di rafforzamento delle cosche criminali. La Commissione ha chiuso la tappa agrigentina incontrando i sindaci del territorio per rafforzare insieme la rete istituzionale contro la criminalità organizzata. Il quartiere della Noce a Palermo si ribella al pizzo. Dopo gli arresti di ieri di 2 presunti esattori delle cosche, altri imprenditori si sono rivolti allo Stato per denunciare di essere vittime della cosiddetta messa a posto. Manlio Viola. Non sono soltanto 3 gli imprenditori della Noce, quartiere popolare di Palermo, che hanno deciso di ribellarsi al pizzo imposto dalla mafia. Dopo gli imprenditori edili, anche commercianti, autoriparatori, artigiani si sono rivolti agli avvocati di Dio Pizzo per intraprendere un percorso che li porti ad affrancarsi dal gioco mafioso. Sono persone che vivono e lavorano nel quartiere che Cosa Nostra non intende farsi scappare dalle mani, che la mafia controlla storicamente da sempre. Ma adesso il clima è cambiato e alle richieste di messa a posto sono sempre di più i commercianti che dicono no. Ieri il racconto e la collaborazione di 3 vittime, in quel caso imprenditori edili come detto, ha fatto scattare l'operazione della polizia che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Giuseppe Frangiamore di 53 anni e Giovanni Montoro di 35. Entrambi sono accusati di 3 tentativi di estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno di altrettante attività imprenditoriali attive nel territorio storicamente controllato proprio dalle famiglie che compongono il mandamento della Noce. Ma l'inchiesta non si conclude con i 2 arresti. Ai 3 episodi di richiesta di pizzo ricostruiti potrebbero aggiungersene almeno altrettanti. Nel mirino della magistratura ci sarebbero anche altri 2 o 3 esattori per conto delle cosche, ma ciò che conta davvero è la ribellione di un quartiere da sempre roccaforte della criminalità organizzata. A Bronte, nel catanese, lotta dei carabinieri contro furti e contraffazioni durante la raccolta del pistacchio. Nell'ambito della prevenzione dei furti dell'oro verde, intorno all'1:30 di notte una pattuglia che stava percorrendo una strada di campagna ha scorto in lontananza delle torce accese proprio all'interno di un campo di pistacchio. I militari, intervenendo, hanno messo in fuga i malintenzionati, poi hanno passato al setaccio decine di esercizi commerciali che appunto offrono il pistacchio al dettaglio, con sequestri di alimenti e sanzioni per oltre 6.000 euro. Nonni sempre più moderni e connessi, curiosi e pieni di energia, l'anzianità non è un limite ma una nuova stagione di vivere appieno, tra svago, figli e nipoti, e tutto questo insomma è una considerazione che arriva nel giorno della festa appunto dei nonni. Veronica Barbarino. Guidano, viaggiano, fanno sport e usano con disinvoltura telefonini e social network, Facebook, WhatsApp, Instagram per restare in contatto con figli e nipoti, condividere foto, messaggi e informarsi. I nonni non sono più quelli di una volta. Siamo sportive, siamo libere, indipendenti. Su Instagram ci vado però non posto nulla, su Facebook ci vado e posto le foto con le mie amiche quando andiamo a fare le passeggiate, cose allegre, simpatiche. Io modernissimo sono io la penso all'età di 20 anni ancora. WhatsApp, Facebook,
Questo c'ho. Non mi sento una nonna vecchia, assolutamente, mi sento abbastanza energica. WhatsApp ormai per fortuna che c'è, perché i miei nipoti stanno a Treviso, non stanno a Ragusa, e quindi meno male che c'è WhatsApp e le videochiamate. Un cambiamento che affonda le radici nella loro giovinezza, tra gli anni 60 e 70, in cui hanno visto nascere nuove libertà e stili di vita. Ho vissuto in America 48 anni. Sono ritornata ora nella mia bella patria. C'ha 7 anni che sono ritornata. Quindi questo stile è più americano? Sì, sì. Curiosi, connessi e dinamici, non si pensa più alla vecchiaia quindi come un limite, ma come a una nuova fase della vita da vivere con energia e canticchiando. Non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. Auguri a tutti i nonni. Adesso andiamo a Catania per mostrarvi la metamorfosi del Parco Gioeni, che dopo un vero e proprio restyling può essere considerato davvero il polmone verde restituito alla città di Catania. Sentiamo tutto nel servizio di Tonino De Mana. Oltre 100 specie arboree piantate, dal rosmarino alla rosa, dal mirto alla lantana, nuove fontane, acqua per l'irrigazione che arriva direttamente dalla timpa di Leucatia, prato inglese, pavimentazione del parcheggio esterno autobloccante e drenante. Queste le caratteristiche del rinnovato Parco Gioeni, chiuso da oltre un anno per lavori e restituito in tutto il suo splendore alla città. Lo sguardo si perde nei vialetti dove la natura ha ripreso il sopravvento. Possiamo godere veramente di un parco bellissimo, pieno di verde, con tanti arbusti nuovi, piante nuove, rosmarino, lantane e quant'altro, e quindi più godibile, più fruibile per tutti i nostri concittadini. Yoga e gioia al Parco Gioeni. Che effetto fa aprire gli occhi e vedere questo gioiello? E apriamo gli occhi e troviamo anche questa bellezza dall'esterno, che è un riflesso anche della nostra bellezza dell'interno. Siamo felici. Ne è valsa la pena, l'attesa aumenta, si dice il desiderio, quindi questo desiderio oggi viene realizzato, e vivere un parco di questo all'interno della nostra città fa sempre piacere e bene. Ma c'è una nota stonata. Mi ha colpito che i bagni però sono ancora chiusi. Per la cronaca, durante i mesi in cui il parco è stato chiuso per lavori, gli immancabili incivili hanno rubato e vandalizzato l'impianto di illuminazione. Infine, gli orari di apertura. Il Parco Gioeni sarà fruibile dalle 7 alle 20 fino al 31 ottobre, poi entrerà in vigore l'orario invernale con apertura alle 7 e chiusura alle 19. Per tutti, benvenuti al Parco Gioeni. E prima di fermarci per una pausa andiamo alle ultime dalle agenzie, perché è stata confermata dai giudici della terza sezione della Corte d'Appello di Palermo la condanna a 4 anni inflitta in primo grado a Samuele Lagrassa, l'unico dei ragazzi accusati dello stupro di gruppo di una 19enne abusata 2 anni fa a Palermo al Foro Italico, ed è stato Lagrassa l'unico ad avere presentato ricorso. La violenza avvenne in un cantiere appunto abbandonato del Foro Italico a luglio del 2023. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi vi faremo conoscere un 77enne che scalerà l'Empire State Building. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, scalerà l'Empire State Building, uno dei grattacieli di New York, e è un atleta di Taormina che ha 77 anni, Lorena Dolci lo ha incontrato per noi. Fin qua quanti scalini sono? 134. Moltiplicate per 10. Il totale è l'Empire State Building, il grattacielo di New York che l'8 ottobre sarà scalato per la più famosa corsa per torri al mondo. Salvatore Ferrara, 77 anni, sarà fra gli atleti che saliranno di corsa 86 rampe fatte di 1556 scalini. Per affrontare l'impresa si allena ogni giorno, che comincia con una buona colazione. Caffè e latte, fette biscottate con marmellata, mandorle e uva, zuccheri, molti zuccheri. Nessun preparatore atletico, nessun medico sportivo. Salvatore fa tutto da sé. Alla mia mente che è il mio preparatore, perché io conosco il mio corpo e quando devo rallentare, rallento.
La scalata è dedicata all'amico Cico Scimone, animatore della Dolce Vita taorminese, scomparso 20 anni fa e che fino a 94 anni era riuscito ad affrontare la scalata. Amici che lavoravamo insieme, lui faceva il pianista, io faccio il barman, ancora lo faccio. Un po' di stretching per iniziare, poi corsa o scale. L'allenamento si conclude con tuffo a mare, estate e inverno. E adesso andiamo a Ragusa, dove ci sono le Olimpiadi del teatro. Veronica Barbarino. Teatro, filosofia, natura e musica insieme per rispondere ad un'unica grande domanda: che cos'è la felicità? Per 4 giorni Ragusa Ibla è stata palcoscenico con le Olimpiadi del teatro, dove la felicità si è cercata, condivisa e ritrovata. Tra i momenti più intensi, le passeggiate all'alba e al tramonto tra i paesaggi iblei, i dialoghi filosofici di Giovanni Ventimiglia e Marcello Veneziani, la riflessione di Alessandro Baricco sulla felicità. Noi umani perdiamo un sacco di energie perché non abbiamo la capacità di lasciare andare le cose. Perché se la tua vita poi la imposti perché quel momento si ripeta, perdiamo un sacco di energie. Guardate ragazzi, se lo provi, cioè il mondo diventa come Mozart. Non sono mancati momenti di musica e poesia con Eleonora Bordonaro, Davide Rondoni e Mario Incudine. Gran finale con Alessandro Preziosi, che ha portato in scena le memorie di Adriano. La felicità è un tempo, è un tempo di risveglio, è un tempo prima di andare a dormire. Questa per me è la felicità, è svegliarsi felici. E nel giardino della felicità, tra fronde e parole sospese, i visitatori hanno lasciato pensieri e desideri di felicità come piccoli semi da coltivare insieme. Adesso ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, poi il calcio. E siamo al calcio, il Catania domenica troverà il Siracusa nel derby, che sarà trasmesso in diretta in chiaro da Telecolor con Caturano e D'Ausilio pronti all'impiego. Marco Carli. Giorni decisivi per presentare la migliore formazione possibile in vista del match col Siracusa. Giorni in cui i protagonisti della scorsa stagione, con maglie diverse, Cicerelli e Caturano, che rispettivamente a Terni e Potenza hanno dato un contributo molto importante, vengono premiati dall'Associazione Italiana Calciatori al Massimino. Che sia di buon auspicio anche per quest'anno, perché vogliamo fare qualcosa tutti insieme di bello, quindi spero che arrivi il premio di squadra. C'è stato un periodo difficile dove sono arrivato, volevo dimostrare tanto e fare tanto per aiutare la squadra, non è stato possibile perché sono stato fermato da un infortunio, però adesso sto bene, sto rivivendo il gruppo, sto rivivendo il campo, allenandomi con i miei compagni, e quindi sono pronto per Siracusa e spero di dare un grosso contributo per la vittoria. L'attacco sarà determinante per riprendere a correre, attacco inteso come sviluppo del gioco offensivo che ha latitato a Cerignola, ma anche come capacità realizzativa mancata nelle ultime 4 gare in cui solo a Trapani il Catania meritava più di quello che ha raccolto. I rossazzurri vogliono tornare a vincere contro, hanno una squadra neopromossa che ha raccolto una vittoria e 6 sconfitte, ma che non avrà nulla da perdere. I tifosi del Catania non faranno mancare il loro contributo, come sempre. Telecolor trasmetterà Catania-Siracusa in diretta in chiaro, gratis per tutti a partire dalle 13:30, 4 ore live con diretta stadio, un'ora di pregara, la telecronaca della partita e le interviste ai protagonisti anche a fine primo tempo e immediatamente dopo l'incontro. Alla Serie B il Palermo già al lavoro dopo le fatiche del turno infrasettimanale rosanero, che sabato giocheranno alla Spezia. Mancherà Ceccaroni squalificato. Marco Gullà. Ripartire dalla difesa. Il Palermo, dopo il pari interno con il Venezia al Barbera, riaccende i motori in vista del prossimo match di campionato che sarà sabato al Picco contro lo Spezia. La difesa è il punto di forza dei siciliani, le statistiche parlano chiaro, con appena 2 gol subiti nella prima giornata all'esordio contro la Reggiana e poi nella trasferta di Cesena. Il Palermo vanta la migliore difesa dell'intera Serie B. Un dato assolutamente importante per il rosanero, che adesso però devono tornare al successo. Testa già al recupero, perché abbiamo giocato tante partite questi ultimi giorni, testa al recupero e
e con umiltà, con tranquillità andiamo a preparare questa partita alla Spezia, ma c'è il gruppo che risponde bene, una squadra che ha l'atteggiamento giusto e quindi non ho dubbi sul fatto che faremo una bella partita sabato fuori casa. Mancherà Ceccaroni squalificato, al suo posto potrebbe giocare Peda o in alternativa Veroli. In avanti possibili cambi, Brunori potrebbe partire dalla panchina e lasciare il posto da titolare a Leduaron, poi si candida anche Palumbo per una maglia dal primo minuto. Con questo servizio si chiude Sicilia 24, a tutti voi grazie per averci seguito, buona serata.